abbiamo avuto danni ad alcune scuole, torno adesso appunto da una scuola in cui i lucernari sono tutti saltati, alcuni impianti anche fotovoltaici privati, so che sono stati completamente devastati da questa grandinata che non si vedeva da decine d'anni, mi dicono, in zona. Un nubifragio così violento qui a Vittorio Veneto era da tempo che non si registrava. La grandine, quei chicchi, racconta il sindaco Tonon, grandi come palline da tennis, ha provocato pesanti danni in diverse zone del comune. Tra ieri e questa mattina il primo cittadino si è recato in sopralluogo in aziende e scuole per vedere da vicino la situazione. Ha colpito una buona parte della città purtroppo, creando disagi da un lato, danni a parecchie autovetture e danni anche a strutture sia pubbliche che private. Stamattina abbiamo fatto il giro di ricognizione di tutti quegli edifici che ieri non siamo riusciti a visitare. I danni sono ingenti, non sono ancora quantificati, ma stamattina la Giunta ha deliberato di chiedere lo stato di calamità naturale. Con questo provvedimento chi ha subito danni potrà chiedere un risarcimento. Qualora la Regione accettasse questa nostra domanda, e io ritengo che vista l'entità dei danni non ci siano dubbi al riguardo, in base ovviamente allo stanziamento che sarà concesso dalla Regione, quello sarà il plafond entro il quale coloro che avranno diritto potranno presentare domanda.